Salgono a 45 i focolai di coronavirus in Veneto. Non siamo in emergenza, dice Zaia, ma la guardia resta alta. Nuova ordinanza, prorogate le misure esistenti fino al 15 ottobre. Intanto all'ex caserma Serena, tensione tra una parte dei migranti in quarantena. Nella notte devastata l'infermeria, il direttore dell'ULSS 2, i facinorosi devono essere individuati. Alta l'allerta per chi rientra dall'estero, a Piave di Sacco 400 euro di multa ad una badante rientrata dalla Romania senza avvisare l'ULSS. Ieri la notizia di una nuova positività di una persona che lavora da tempo in Alto Adige ma risiede nel Bellunese, allerta per ora gestita dalla Sanità altoatesina. Restano disperate le condizioni del bimbo di 4 anni travolto dal cancello di casa Dosson di Casier, ore cruciali per le sorti del piccolo. Veneto nella morsa del caldo torrido che non se ne andrà nel weekend. Treviso e Vicenza le città capoluogo più calde, tra domenica e lunedì previsti temporali, nuova allerta nel Bellunese. Da domani scattano in tutto il Veneto i saldi e tra i commercianti messi in ginocchio dal Covid c'è attesa e speranza di poter risalire la china. Ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. In primo piano il punto sul coronavirus. Sale a 45 il numero di focolai in Veneto in questa fine di luglio, casi in aumento, ma per la maggior parte si tratta di casi asintomatici o importati. Sorvegliata speciale l'ex caserma Serena tra Treviso e Casier, che per Luca Zaia va considerata zona rossa. Sentiamo. Abbiamo capito che c'è chi è più contagioso e chi è meno contagioso. Questa è la famosa carica virale, no? Parte da questa premessa Luca Zaia nel tracciare la curva epidemiologica di questo mese di luglio, che ha visto un aumento di focolai, sono 45, ed isolamenti domiciliari, oltre 3.700, 3.000 in più di un mese fa. Ma la differenza sta, e non è poco, nella sintomatologia. Abbiamo una quantità, a differenza della fase cruciale, diciamo quella pesante del coronavirus di marzo-aprile, abbiamo una quantità di positivi asintomatici importante, passano il 70%. La dimostrazione più lampante arriva dalla caserma ex Serena di Casier, dove tutti i casi segnalati sono di fatto asintomatici, ma qui il problema è soprattutto di ordine pubblico. Stamattina ho sentito anche il prefetto di Treviso. Stiamo ragionando per capire se abbiamo potestà giuridica per fare qualcosa di più a Treviso, però oggettivamente noi il piano di sanità pubblica l'abbiamo applicato con tutta una serie di prescrizioni. Per me quella caserma di Casier Treviso resta zona rossa. Da qui l'appello alla stessa prefettura. Penso che quella caserma debba essere gestita, e l'appello che rinnovo alla prefettura e alle forze dell'ordine in maniera assolutamente severa. Cioè noi abbiamo avuto 5 milioni di veneti che si sono chiusi in casa per mesi. Non capisco quale sia il problema di chiedere a 300 persone di farsi la quarantena in maniera separata tra positivi e negativi. Aggiungo che noi andremo a testarli ogni 7 giorni. Nel frattempo sono stati fatti anche 723 tamponi a lavoratori di rientro dall'estero e alle badanti, e proprio alle famiglie con badanti si rivolge Zaia perché si favoriscano tamponi ed eventuali periodi di quarantena. Chi può la gestirà con una stanza con un bagno a sé, perché di solito accade anche questo, che c'è comunque una stanza dedicata e un bagno dedicato. Chi non può chiederà aiuto all'ULSS. Insomma, cercheremo sempre di essere comunità, perché un po' sto mondo che sta diventando sempre della mela spaccata a metà, no? Siamo davanti a un'emergenza, siamo tutti chiamati a fare quello che possiamo. Firmata inoltre la nuova ordinanza regionale che proroga tutte le misure fino al 15 ottobre, mascherine e distanziamento sociale restano punti cruciali. Firmo un'ordinanza che proroga tutte le misure, quindi non c'è nulla di nuovo sotto il sole, fino al 15 di ottobre. 15 ottobre che è poi il termine ultimo dello stato di emergenza dichiarato dal governo, ma è la stessa ordinanza regionale a lasciare una finestra per l'8 agosto per valutare i contenuti del nuovo DPCM e possibili novità come per le crociere. Ed ora andiamo a Treviso, all'ex caserma Serena, dove c'è stata tensione tra una parte dei migranti in quarantena, danni all'infermeria. Sentiamo.
Mi è stato riferito dai miei collaboratori che è stata distrutta l'infermeria. Nemmeno 24 ore dalla chiusura totale del centro di accoglienza e già ci sono stati i primi episodi di violenza all'interno dell'ex caserma Serena. Infermeria devastata nella serata di ieri e definitivamente distrutta questa mattina da un gruppuscolo di richiedenti asilo che con queste azioni puntano ad ingrossare le file di possibili rivoltosi. È il segnale di quanto sia già difficile gestire i migranti, lo dà la presenza delle forze dell'ordine all'esterno del perimetro, ma soprattutto i lavori immediati chiesti a Contarina sul lato ovest, fino a ieri una vera e propria foresta dove chiunque poteva sparire saltando la cinta muraria. E se sul fronte sicurezza i segnali non sono per nulla rassicuranti, diversa invece è la situazione sul fronte contagi. Dopo aver fatto ovviamente 315 ciamponi, di cui 293 agli ospiti e 22 agli operatori, abbiamo i soliti 133 positivi, abbiamo sostanzialmente isolato i positivi da quelli che sono negativi, quindi che non hanno contratto il virus. Però anche su questo fronte il comportamento dei richiedenti asilo non aiuta e si parla con insistenza di promiscuità tra contagiati e non. Noi abbiamo lavorato bene, posso garantire, la dottoressa Puppo e i suoi collaboratori, in accordo con la prefettura, planimetria alla mano, hanno deciso quali edifici vanno, come le dicevo, i positivi e in quali edifici vanno i negativi. I positivi in un edificio grande, i negativi in 3 edifici all'interno della caserma. Quindi sconfesso assolutamente questa persona. Secondo luogo dipende da loro, cioè voglio dire, noi l'isolamento l'abbiamo fatto, però ovviamente la cultura ci porta a dire che dipende solo da loro. Se loro hanno voglia di rispettare le regole, come dovrebbero, sicuramente la promiscuità non esiste. Che all'interno della caserma ci sia movimento lo testimoniano queste immagini girate stamattina, stimolato dal continuo andirivieni di connazionali che portano generi alimentari a chi non può uscire. Quello che preoccupa maggiormente il direttore generale è un gruppuscolo di stranieri che come a giugno di regole proprio non ne vogliono sentir parlare. Io credo che a queste persone va data una chiara linea, o si comportano in un certo modo o chiaramente devono andare via, perché all'interno di tutto il gruppo ci sono brave persone, ci sono famiglie, ci sono bambini, quindi chi ha intenzione di fare tra virgolette il lazzarone non può stare là dentro. E sono arrivati a 15 casi di positività alla casa di riposo dell'antica scuola dei Battuti a Mestre. La struttura è stata blindata e così si torna ai mesi duri del lockdown. Sentiamo. Risparmiata in piena epoca Covid, in meno di 24 ore la casa di riposo dell'antica scuola dei Battuti in via Spalti a Mestre si ritrova a essere uno dei focolai più estesi della provincia di Venezia. 15 contagi, di questi 2 operatori e 13 ospiti, tutti non autosufficienti. Soltanto uno, il primo caso segnalato, si trova nel reparto di malattie infettive dell'ospedale Covid-19 di Dolo. Generalmente sono tutti in buone condizioni. Lo screening ha dato un esito, appunto, ha confermato queste 15 positività e per tutto il resto finora nulla. In quello che è successo rileviamo, tra virgolette, l'aspetto che ci pizzica o ci rasserena è che è tutto circoscritto ad un reparto del centro servizi. Reparto che è stato immediatamente sigillato all'interno della struttura, a sua volta chiusa alle visite esterne, come conferma il Covid manager della casa di riposo. La casa di riposo rimarrà blindata per almeno 14 giorni perché adesso abbiamo fatto una prima campagna di tamponi e ci sarà un periodo di quarantena per le aree di isolamento che dura 14 giorni, al termine della quale viene fatta una seconda campagna di tamponi. E diciamo che passato questo periodo ci sarà una fotografia definitiva a quel punto. Quindi i familiari adesso non possono entrare? In questo momento non possono entrare. Anche per i negativi? Difficile capire allo stato attuale quale sia stato il veicolo del virus. Certo, con l'allentamento delle misure del lockdown i rischi dall'esterno si sono moltiplicati. Per 129 giorni abbiamo tenuto duro, chiaramente era quasi impossibile che non arrivasse il primo caso. Fortunatamente, e qui ringrazio ancora lo staff, i collaboratori, il Covid manager, avevamo previsto tutto, anche l'emergenza che si è verificata adesso, per cui la stiamo gestendo, la stiamo monitorando in maniera pressoché in tempo reale. Tra residenti e parenti degli ospiti c'è preoccupazione non solo per gli aspetti sanitari ma anche per quelli psicologici. Presumo che sono tristissime, sicuramente stanno bene, sono ben trattati, però a livello affettivo, emotivo deve essere difficile vivere in situazioni del genere. Se sono isolati non penso più di tanto.
Bisogna seguire le norme e basta, e sperare. Ed ancora contagi in provincia di Padova. Nelle ultime 12 ore alta l'allerta per chi rientra dall'estero. A Piove di Sacco 400 euro di multa ad una badante rientrata dalla Romania senza avvisare l'ULSS. Era tornata in Italia dalla Romania senza comunicarlo al servizio sanitario locale. Ora una badante romena residente a Piove di Sacco dovrà pagare una multa di 400 euro. La polizia locale della Stacisica ha individuato la donna dopo alcune segnalazioni e ora la signora, prima di prendere servizio, dovrà osservare 15 giorni di isolamento come previsto dalle normative stabilite dal Ministero della Salute. È stato omesso la comunicazione di rientro da un paese sottoposto all'obbligo di comunicazione qual è la Romania, quindi tutti coloro che arrivano da paesi che sono sottoposti all'obbligo di segnalazione devono comunicarlo al Servizio Sanitario Nazionale, all'Autorità, all'USL, siamo rientrati e sottoporsi ai 14 giorni di isolamento. Questo per una tutela loro, ma anche per una tutela della cittadinanza. La salute delle persone e dei cittadini è prioritaria, ha detto il sindaco di Piove di Sacco. Non si possono commettere tali leggerezze. La donna romena infatti lavora come badante e quindi ha stretto contatto con una persona anziana che in questo periodo di emergenza sanitaria sono tra i soggetti più a rischio. L'USL 6, dopo la multa della polizia locale, è stata subito allertata e ora la romena è in isolamento fiduciario. Il sindaco Gianella applaude al lavoro della polizia locale che non ha mai smesso di effettuare i controlli e in questa fase di convivenza con il virus è impegnata a vigilare sul rispetto delle regole, soprattutto da parte di chi rientra in paese dopo soggiorni all'estero. Ci sono state delle segnalazioni che chiaramente sono state verificate, rintracciate, è stata chiesta alla polizia locale correttamente, che tra l'altro devo dire che fin dai primi momenti ha svolto un lavoro certosino, puntuale e anche molto preciso. Resta molto alto il livello d'attenzione per il monitoraggio dei casi Covid anche nel Bellunese. Sentiamo. Stiamo lavorando, siamo in un pagliaio, cerchiamo il lago. Questo è quello che sta. Cioè, vorrei ricordarvi che 15 contagiati al giorno su 5 milioni di veneti, cioè significano un lago nel pagliaio, noi lo dobbiamo trovare, identificare. Probabilmente abbiamo dei contagiati che si negativizzeranno e finirà là e noi non lo sapremo mai. Sono ore di preoccupazione per la sicurezza della salute dei lavoratori cosiddetti transfrontalieri. Il presidente Zaia lo sottolinea dopo il caso della positività Covid segnalata ieri dall'azienda sanitaria di Bolzano. Si tratta di una persona residente nel Bellunese da tempo in Alto Adige per lavoro. La positività è stata riscontrata nell'ambito dei controlli di routine per un caso di Covid in un collega del lavoratore bellunese che, asintomatico, è rientrato a domicilio senza venire in contatto con persona alcuna. Le attenzioni devono essere massime, perché i lavoratori in linea teorica dovrebbero utilizzare la mascherina, soprattutto in ambienti chiusi e in strutture recettive. Se usi la mascherina non ti infetti. Questo è un dato concreto. Attualmente, spiega Sandro Cinquetti, dirigente del Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS 1 Dolomiti, stiamo eseguendo il tampone a 7 bellunesi segnalati come contatti di una persona della provincia di Bolzano riscontrato positivo al Covid. I tamponi a tappeto sono in corso nel vicino Alto Adige, dove nelle ultime ore è emerso un focolaio in una struttura alberghiera di Sesto Pusteria e per il criterio di massima estensione gli accertamenti sono stati sottoposti anche gli ospiti di un albergo a Passo Montecroce Comelico. Ieri sera al Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS Dolomiti è stata comunicata una sospetta positività al SARS-CoV-2 per 4 dipendenti di un'azienda bellunese. L'ULSS Dolomiti in via precauzionale ha isolato le 4 persone segnalate e ha eseguito questa mattina tamponi di controllo sia per gli interessati che per i loro 10 stretti contatti. E sempre in tema di Covid-19 sta nettamente meglio l'imprenditore 64enne che aveva fatto temere un nuovo focolaio nel Basso Vicentino. So che è in netto miglioramento e mi sento anche con la famiglia, mi sono sentito con la famiglia recentemente.
sta meglio. L'imprenditore 64enne di Sossano, balzato agli onori della cronaca a fine giugno. In questi giorni sarebbe in fase riabilitativa per poi tornare alla propria abitazione. Padre e figlio sarebbero in contatto telefonicamente e opportunamente bardato. Il figlio avrebbe avuto anche la possibilità di far visita al papà. L'uomo, ricordiamo, era rientrato dalla Serbia dopo un viaggio di lavoro ed era successivamente risultato positivo al tampone. Tra il rientro e il tampone, l'uomo aveva visto un'amica, era stato a Meggiugori, partecipato ad un funerale e ad una festa di compleanno, poi il ricovero. Incontri, visite e una sorta di reticenza da parte dell'imprenditore avevano allarmato l'Uslotto che, come da protocollo, deve rintracciare tutti i contatti della persona positiva e metterli in isolamento fiduciario. Ne era seguito un vero e proprio caso. Secondo me la vicenda è stata un attimo un po' sovradimensionata rispetto alle reali caratteristiche. La procura allora aveva aperto un fascicolo a carico del 64enne per il reato di epidemia, che oggi, con i riscontri effettuati, sembra venuto meno. Giustamente gli inquirenti hanno fatto il loro lavoro e adesso appunto vedremo se ci sarà una chiusura del fascicolo senza alcun procedimento. E sulla situazione generale delle case di riposo con costi crescenti a carico degli utenti e carenze di personale abbiamo sentito Gino Ferraresso della CGIL del Veneto. Le RSA non stanno tanto bene non solo oggi ma anche ieri, nel senso che noi abbiamo un grande problema che è quello dell'aiuto economico alle famiglie, che è fermo questo finanziamento, è fermo ancora ai dati del 2010, nel senso che noi abbiamo 33.000 posti disponibili in RSA, di cui però solo 25.000 usufruiscono di un contributo regionale. Gli altri 8.000 posti le persone si devono pagare una retta intera, il che significa che si arriva ai 2-3.000 euro al mese. A lungo termine? A lungo termine la Regione deve investire non solo nelle residenze sociosanitarie per i non autosufficienti, ma deve investire anche per l'assistenza domiciliare, deve far emergere tutto il lavoro delle assistenti familiari e quello dei familiari. Sono disperate le condizioni del bimbo di 4 anni travolto dal cancello della casa dove la sua famiglia si sarebbe da poco trasferita tra pochi giorni a Dosson di Casier. Ricoverato all'ospedale Cafoncello, il piccolo è vegliato da mamma e papà, ai quali si stringe l'intera comunità di Dosson. La famiglia è molto nota in paese, in tutti in queste ore rivolgono un pensiero ed una preghiera a questi giovani genitori che hanno anche un altro bimbo di 2 anni. Intanto proseguono le indagini dei carabinieri coordinati dalla procura sull'incidente. Il pesante cancello che ha travolto il piccolo a quanto pare era stato installato da poco in attesa di una successiva elettrificazione. Ci fermiamo ora per la pubblicità, linea alla regia, a tra poco. Rieccoci in studio, parliamo ora dell'ondata di calore che sta coinvolgendo anche la nostra regione, Treviso e Vicenza, le città capoluogo più calde, ma quanto durerà quest'ondata di afa? Sentiamo il generale Giancarlo Iannicelli. È evidente il predominio di un anticiclone forte, intenso, che favorisce tempo stabile almeno in pianura, ma soprattutto purtroppo causa temperature veramente alte, veramente torride, in questi giorni 35-36 gradi di massima e le minime 24-25 gradi. È bene ricordare che i 35-36 gradi sono valori rilevati in capannina, all'ombra. Una persona al sole deve sopportare temperature ben al di sotto dei 50 gradi. Abbiamo detto anticiclone che ancora è intenso, quindi garantisce sabato cielo in prevalenza sereno, motilità uniforme durante il pomeriggio, domenica ancora tempo stabile, però dal tardo pomeriggio si potrebbe infiltrare un po' di aria instabile, un po' più fresca da nord, dove dà già effetti, sta dando già in queste ore, questi giorni, effetti sui rilievi con temporali anche intensi, quindi potrebbe causare delle precipitazioni anche a carattere temporalesco. Per lunedì ecco forse il giorno peggiore, quindi avremo questa confluenza di aria più fresca con aria calda e quindi avremo un cielo molto nuvoloso con fenomeni temporaleschi che si susseguiranno.
lunedì sole, una pausa, poi ancora 7 giorni di tempo buono con temperature che ritornano nei valori normali. Comunque a fine settimana ancora minime 23-25 gradi, massime 35-36 gradi, venti deboli di azione variabile, naturalmente brezza sulle coste, una brezza salutare, e l'Alta Adriatica è previsto praticamente quasi calmo. È tutto. Da domani 1 agosto scattano in tutto il Veneto i saldi, sentiamo le attese dei commercianti di Vicenza. Sabato 1 agosto scattano i saldi, quest'anno in ritardo di un mese, ma mai come in quest'estate 2020 sono attesi soprattutto dai commercianti. Stremati dalla chiusura forzata a causa Covid-19 e provati da una ripresa economica che stenta a decollare, i saldi diventano anche per i commercianti di Vicenza la boccata d'ossigeno in attesa di un autunno che si preannuncia caldo. Saldi che sono stati preceduti da promozioni e svendite che non mancano di far discutere. Li stiamo aspettando un po' tutti i commercianti, che magari arriverà finalmente un po' di movimento anche sul corso, nonostante che, come potete vedere, ormai le promozioni ci sono da qualche giorno. Sì. Anche da oggi, infatti, da noi la clientela che entrerà in negozio acquisterà già con 50% di sconto. Siamo qua ad aspettare tutte le nostre clienti a braccia aperte e siamo molto positive in quanto abbiamo già mandato dei messaggini tempo addietro e le clienti li hanno accolti molto bene. Sì, sono molto attesi, solo che però magari se si aspettava ancora un pochino era meglio, la gente sì lo aspetta, ma acquistava lo stesso. Lo struscio vero e proprio ne risente, i commercianti ormai hanno affinato le armi per cercare di attrarre gli acquirenti. Ho già i miei negozi e sono già stata, perché ci telefonano prima, ci mandano il messaggino, ecco che allora si comincia un po' prima. Il saldo attrae relativamente i vicentini che però si dicono pronti a far girare l'economia. Visto l'annata come è andata, e con i mesi, insomma con quello che c'è stato, penso che stiano aspettando. E lei ne approfitterà? Già ne ha un po' approfittato, vedo. Ero di passaggio, ne ho approfittato. Bisognerebbe farlo per loro soprattutto. Sì, è vero, poveretti, perché io penso, guarda, che stanno soffrendo più di quello che dovrebbero, perché poveretti già prima erano un po'. Comunque. Diamo una mano all'economia? Ma sì. Uno sguardo alla nostra programmazione prima di salutarci. Questa sera dalle 21:15 su Antenna 3 andrà in onda il nuovo appuntamento con la magia, il nuovo spettacolo The Magic Side of Treviso. Appuntamento quindi dalle 21:15 ed è tutto. Io vi ringrazio per l'attenzione, vi lascio come sempre al nostro meteo. Arrivederci. Ad accogliervi sarà Conegliano. Bentrovati al meteo. Anticiclone africano all'apice nella giornata di sabato 1 agosto, ma avrà le ore contate. Vediamo la previsione. Sul Veneto il mese di agosto si apre all'insegna del sole e del bel tempo, il cielo sarà sereno. Domenica qualche temporale e graduale ridimensionamento delle temperature che comunque sabato risulteranno piuttosto roventi, minime fino a 26 gradi, massime invece tra 32 e 36 gradi all'incirca. Stessa situazione anche sul Friuli Venezia Giulia, con ampio soleggiamento ovunque, cielo terso e limpido, non sono previste piogge particolarmente degne di nota. Temperature minime tra 23 e 27 gradi, massime sui 34-35 gradi. Infine uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, anche qui sarà soleggiato, salvo per isolati rovesci al pomeriggio sui settori alpini di confine. Temperature minime sui 21 gradi, massime invece sui 36-37 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci. Ad accogliervi sarà Conegliano.